Saluti a tutti! Ricordate Re Mida, in greco Midas, quello che trasformava in oro tutto quello che toccava? Nella leggenda il tutore di Dioniso, divinità dell'estasi, Sileno si smarrì e non trovò la strada di casa. Mida riconobbe il vecchio smemorato e lo riportò in Lidia da Dioniso. Tale divinità chiese a Mida di esprimere un desiderio per ripagarlo del nobile gesto. Questi gli chiese di mutare in metallo prezioso qualsiasi cosa toccasse. Dioniso lo accontentò, ma Mida si accorse dell'errore solo quando il cibo si trasformò in metallo. Dietro ogni leggenda c'è sempre un briciolo di verità. L'assonanza Mida-metallo era dovuta al fatto che la Frigia, regione storica dell'Anatolia presso cui aveva governato Mida, era ricca di porfido, il minerale da cui si poteva estrarre ramo, molibdeno, argento e oro. Per porfuro in greco antico si intendeva la tintura di porpora. Anche il rosseggiare era detto sempre in greco porfura. La stessa tomba a prospetto architettonico attribuita dalla tradizione a Re Mida è costruita su uno sperone di roccia rossastra di colore cuprite. La capitale della Frigia era Gordio, resa famosa da Alessandro Magno, il quale, ingannando i sacerdoti del Tempio, aveva sciolto il nodo gordiano, emblema della città, con un colpo di spada, divenendo, secondo la profezia, imperatore dell'Asia. Il geografo greco Claudio Tolomeo nel II secolo d.C. indica quale punta estrema occidentale del settentrione sardo il Promontorium Gorditanum, oggi Capo Falcone. La prima parte del composto Gordio è uguale al nome della capitale Frigia, la seconda parte Tanu è presente nel coronimo Turri Tanu. La Turritania è la regione che abbraccia la città di Porto Torres, in antichità definita Turre di Libusone, il cui Libustis era la stella rossa che segnava la spalla di Orione. Da Porto Torres si vedono a ovest il promontorio di Stintino o Gorditano e a est quelli di Castelsardo e dell'Isola Rossa. Sulla rocca di Castelsardo, in precedenza Castel Genovese e poi Castello Aragonese, si è persa la memoria sul nome originario. In compenso però il suo porto ricavato nella foce del fiume che lo attraversa ha conservato l'idronimo di Frigiano. Oltre al fiume a Frigiano sono intestate la collina che sovrasta il porto, l'isolotto che costituisce la base per il molo e la torre aragonese. Frigiano nel suo nome conserva il coronimo della Frigia Anatolica, denominata in greco Frugia. Attenzione! Non dobbiamo pensare a una casualità di suoni o fonemi, ma a una trasposizione di nomi di luogo dalla Sardegna verso altri lidi, anche remoti come l'Anatolia, avvenuta durante la grande civiltà che ha condotto gli abitanti di quest'isola in ogni approdo del Mediterraneo. Per ricavare la calce o per fondere i metalli si costruivano i forni chiamati appunto furrages. Il fabbro, mastro della fucina, è per questo detto in sardo frailarcio, nato dal furrailo o fraile. Nel campinelese frau, allo stesso modo dell'udorese, la vocale U viene sincopata dall'originario furrau, il forno metallifero, così come avviene nel cognome Frongia, da furrongia, che riporta tra gli altri alla legna carbonifera del terreno bruciato. Secondo lo stesso principio, la Frigia o Frugia anatolica era la terra dei furrages. Dunque il rio Frigiano o Furrigiano deve il suo idronimo al terreno metallifero o alle sue fornaci. Il suffisso giano è invece legato alla divinità delle porte celesti. L'utilizzo nella scrittura delle consonanti doppie gemelle è avvenuto in un periodo relativamente recente. In relazione a ciò, il lemma Mida poteva essere pronunciato Midda. In tal caso, nella fusione, il frailarcio fabbro doveva per forza proteggersi con sarmidda, il guanto di cuoio. Middai per questo vuol dire bruciaticcio, sarmidda è pure il timo, che protegge dalle bruciature. La città di Ampurias è riportata nei documenti medievali anche con l'addizione di Ampulia, con la rotacizzazione della consonante L in R, poiché tali fonemi erano intercambiabili in nesso consonantico, il toponimo è divenuto Ampurias. Ampuria o Ampulia pertanto non derivano dal greco emporio, ossia emporio, ma dal colore purpureo delle rocce. E questo è il motivo per cui il fiume Coginas,
che scorre lungo la valle di Ampurias, si rifà nel suo idronimo al colore coco-arancio della stella Cocab nella costellazione del Carro Minore. Dal porto di Tubula San Pietramare, oggi Valle d'Orio, Coda Ruina, a Turublo Minore, acronimo di Turre Rubbia Rossa Minore, oggi Isola Rossa, intercorreva una distanza di 18 miglia, vale a dire 26,64 km. La Torre Rossa, probabilmente simile a quella aragonese che campeggia sul porto, veniva chiamata Minore. È dunque evidente che vi era un'altra torre più grande o maggiore nelle vicinanze, posta nei pressi di Ampurias, dove nell'entroterra svetta la torre medievale, ugualmente rossa, come le sue rocce del castello dei Doria. A 15 miglia, 22,2 km dalla Torre Rubbia della Isola Rossa, si incontrava il fano tempio di Taras, nome corrotto in elefantaria. Taras era una città posta nella costa settentrionale dell'isola. Il suo porto fluviale era costruito nei pressi della foce dell'omonimo fiume, dove oggi sorge la località turistica di Vignola, nel comune di Agliento. Taras era dunque capoluogo della curatoria di Taras, i cui confini si estendevano verso l'interno della Gallura. Taras è inoltre un cognome sardo, presente soprattutto a Budusò, Olbia e Berchidda. Mela Taras, che prende il toponimo del fiume, era un villaggio della curatoria di Taras, nel territorio dell'attuale comune di Santa Teresa di Gallura. A raccontarci come il fiume Taras abbia preso il nome dal rio di Vignola è lo storico Vittorio Angius, il quale scrive: il rio Taras nasce nella Gese dalle fonti Montespina e dalla Sara di Santo Pedro, trapassa la foltissima foresta dei Cinque Denti e poi le valli di Montevargio e Giuncana, ingrossandosi passo a passo, quindi in paluda presso la foce del golfo di Vignola. Un'altra città gemella di Taras, oggi Taranto, si trovava in Apulia, Puglia, regione che richiama la città sarda di Ampulia, poco distante da Taras. Questo centro pugliese era attraversato dall'omonimo rio che i greci avevano tenuto insieme a quello della città nel periodo della loro colonizzazione. Sempre in Apulia la città di Brindisi, chiamata in latino Brundisium, e in Messapico Brunda deve il suo nome al bronzo, detto in sardo proprio Brundu, da cui lo stesso cognome ha lasciato radici soprattutto a Erula e Ozieri e in tutta l'anglona dei Balari. Per togliere ogni dubbio sulla presenza dei sardi nella Puglia antica, fa ancora fede il colle che domina la penisola salentina e il mare fino all'Albania, chiamato Monte Sardo, i cui abitanti possiedono in prevalenza il cognome Musio, comprimato sardo a Serrenti. L'attuale capitale della Puglia, Bari, è omonima della città sardo-ogliastrina. Inoltre erano un tempo presenti in quella regione altri toponimi corrispondenti a quelli sardi, quali Bardulos, Tirenum, Lupia e Speluncas. Anche dall'altra parte del canale d'Otranto i nomi erano sardi. L'albero delle ghiande del genere Balanus è trascritto in termini scientifici con Balanus sardianus. Per capire il nesso tra Anglona e Balari occorre aggiungere la vocale U, che è stata sincopata alla voce angulona. Ora possiamo capire che Anguda o Angulla è il capolino della ghianda, che il suffisso ona è il suo accrescitivo. Quindi l'anglona è del territorio delle ghiande con il grande cappello. L'angulla era anche l'anguilla, in latino anguis, che trasponeva sulla terra la costellazione del dragone, la cui stella arancione era Medusa. Cocut erano inoltre le stelle arancio che brillavano nelle costellazioni del Toro e del Carro Minore. È chiaro che vi è simbiosi tra la Frigia Naturica e quella sarda, così pure vi è assonanza con la costa pugliese, interessando il Salento e l'Albania. Alla fine tutto si rifà alla tintura rossa-porpora, da cui gli stessi sardi prendono il loro patronimico. Il rio Cochinas, omonimo dell'infernale fiume Cocutos per le sue sorgenti di acqua calda, richiama senza ombra di dubbio al coco, il colore arancio che dipinge le sue sponde purpuree. Saludos.